Buonasera amici della Tenda TV e ben ritrovati. Siamo all'interno del giardino del Castrum di Serravalle di Vittorio Veneto perché questa sera, venerdì 28 luglio e domani sabato 29 luglio, si tiene Calici di Stelle. Noi adesso stiamo per partire e scoprire sia i protagonisti di questa serata ma anche tutti gli stand presenti. Ci siamo adesso seduti qui con Antonino Sonego, il presidente della Proloco di Vittorio Veneto. Come sta andando allora questa edizione? Cosa significa Calici di Stelle per voi, per Vittorio Veneto? Calici di Stelle è una manifestazione che viene organizzata dalla città del vino e sono numerose le città in Italia che in questo periodo, nel periodo in cui c'è il fenomeno delle stelle cadenti, le lacrime di San Lorenzo, le Perseidi che si possono vedere se il cielo lo permette, che viene organizzato Calici di Stelle. È un abbinamento fra cantine, e quindi la possibilità di degustare degli ottimi vini e questo fenomeno. Quest'anno abbiamo 15 cantine che partecipano alla nostra manifestazione, 9 cantine in presenza, quindi abbiamo i titolari delle cantine che propongono i loro prodotti, i loro vini, e 6 cantine che si affidano a noi e abbiamo 2 sommelier che propongono i vini che hanno presentato le cantine non presenti. Stiamo cominciando a esplorare, a visitare gli stand e adesso siamo qui con Poggio delle Grazie. Cosa offrite questa sera ai partecipanti di Calici di Stelle? Ma come diciamo noi ne facciamo di tutti i colori, bianco, rosa, rosso, frizzanti, ce n'è per tutti i gusti diciamo dai. E come mai Vittorio Veneto? Non siete una cantina della zona, giusto? No, siamo della zona del lago di Garda. Ci piaceva venire fuori dalla nostra zona e la location è bellissima e ci sembrava interessante, quindi ci è sembrato interessante partecipare. Cosa offre questa sera Reggia Leone? Noi siamo qui per promuovere il Prosecco Superiore di Valdobbiadene. Noi siamo un nuovo marchio, Reggia Leone, ci chiamiamo così proprio in onore del bisnonno Leone, che è colui che ha dato il via a tutto quanto. Adesso c'è Stefano che porta avanti questo progetto. Noi abbiamo portato questi vini, appunto l'Extra Dry, il Brut, l'Extra Brut e un vino a rifermentazione in bottiglia che è un vino della tradizione, ripropone un po' quello che era il Prosecco delle origini. E come mai avete deciso di partecipare a un evento come Calici di Stelle? Che stiamo appunto portando avanti questo progetto e cerchiamo di promuovere il prodotto e soprattutto anche il territorio, che è importante, insomma adesso siamo diventate anche colline patrimonio UNESCO, quindi è giusto anche far conoscere a chi ci ascolta il prodotto che deriva da queste colline, insomma, ecco. Siamo adesso nello stand della cantina Piccolo Podere San Martino. Allora, qualche parola sull'azienda e magari sul vino che stasera offrite ai partecipanti di Calici di Stelle. Molto volentieri, noi siamo una piccola azienda che nasce 3 anni fa. Il volere è di Patrick D'Alozzo, il nostro capo, che è l'artista giardiniere, quindi è 22 anni che fa giardini e giardini d'arte. Loro era 100 anni più o meno che avevano questo vigneto, però hanno sempre venduto l'uva. Poi grazie alla nascita di Martino, il primo figlio, maschio anche, ha deciso di non vendere più l'uva e di fare il prosecco. E da là nasce tutto, no? Come piace dire a noi, Potere San Martino, l'etichetta è un albero di gelso, e facciamo semplicemente prosecco. C'è tanto amore, passione, perché quello è, piccoli produttori possono fare questo, e se volete io adesso faccio un primo, questo è quello che va di moda, ci mettiamo anche dentro un 20% di incrocio Manzoni e questo è una cosa molto interessante sia al naso che in bocca, è proprio vino di accoglienza. Io ho capito una cosa, che in albergo
quando arriva un ospite è molto importante non chiedere documenti e carta di credito, ma un po' di gentilezza. Buonasera, buongiorno, gradite un goccio di prosecco. Quella che si chiama accoglienza. Quella che si chiama accoglienza, che ha una doppia valenza, perché l'ospite è colui che ospita e colui che è ospitato, quindi è uno scambio culturale. Abbiamo trovato anche il sindaco di Vittorio Veneto questa sera, sì, Antonio Miatto. Buonasera sindaco. Buonasera a te, buonasera a tutti. E come sta andando allora questa prima serata? È bello partecipare a questo evento, specialmente in questa location assolutamente particolare, assolutamente preziosa che abbiamo qua a Vittorio Veneto. Io non posso che ringraziare gli organizzatori di questi eventi, che sono una promozione importante per un prodotto importantissimo del nostro territorio, che è il Prosecco. Tanti discorsi si fanno sul Prosecco, ma il Prosecco è fondamento delle economie delle nostre zone. Certo. Andiamo molto forte con l'industria, andiamo molto forte ancora con l'artigianato, nonostante le difficoltà che tutti conosciamo, ma l'agricoltura si è trasformata in agricoltura del Prosecco, è la ricchezza del nostro territorio. Guai se non ci fosse stata questa bravura originaria che lo ha lanciato nel mondo, perché avremmo i boschi fino a Treviso, se no, con i prezzi tipici certo. dell'agricoltura attualmente. Senza il Prosecco avremmo i boschi fino a Treviso. Invece abbiamo trovato questa fortuna, e questi eventi come questa sera, che sono fatti appositamente per promuoverlo, sono una bravura di tante persone che partecipano, come i nostri sommelier presenti e come le tante cantine che partecipano nel presentare i loro prodotti, e quindi un plauso a tutti quelli che concorrono a eseguire queste doverose serate. Bene, grazie allora sindaco, la lasciamo al suo bicchiere allora. Grazie. Come sta andando questa prima serata di Calici di Stelle qui a Serravalle? Ma bene, l'affluenza sembrava all'inizio molto ridotta, però pian pianino, un po' alla volta, la gente sta arrivando. Ecco. La cantina Le Mire cosa offre questa sera ai partecipanti? Questa sera siamo qui con i nostri due spumanti, l'Extra Dry e il Brut. L'Extra Dry, abbiamo un Extra Dry con un residuo zuccherino sui 15-16 grammi litro, mentre il Brut siamo sui 7-8 grammi litro. Abbinamenti soliti, diciamo, il Brut più magari pasteggiando, con formaggi a pasta molle. Giusto abbinamento sarebbe con il formaggio di capra, la cacciotta di capra non troppo stagionata, mentre con l'extra dry è più da aperitivo, diciamo, da tutto il giorno, come diciamo noi veneti. Ecco. Siamo con Massimiliano adesso della cantina Poggio al Vento. E che vino hai preparato per questa sera? Allora, per questa sera abbiamo due morellini. Il morellino di Scansano di OCG Orizzonte, che fa 95% di Sangiovese e 5% di Alicante, e l'altro che è, tra virgolette, il cru della cantina, che è il morellino di Scansano Sasserino 100% Sangiovese, con 4-5 mesi di passaggio in legno. Tutti i lieviti sono lieviti indigeni, quindi non vengono aggiunti lieviti. È un prodotto particolare, lo stiamo, tra virgolette, un po' uccidendo questa sera, perché sono prodotti giovani, però sono consigliati per i piatti che stiamo degustando questa sera. Mi sembra di capire che non siete una cantina locale. Come mai avete scelto Calici di Stelle di Vittorio Veneto? Perché in mezzo al Prosecco, al metodo di Charmat e al metodo di classici ci sono, abbiamo voluto proporre il vino della Maremma, quindi un vino particolare che forse è poco conosciuto qua nella zona, e quindi abbiamo voluto un attimo sperimentare questo nuovo evento di Calici di Stelle. È la prima volta che ci presentiamo un Calici di Stelle in Veneto, però siamo molto soddisfatti. Siamo adesso nello stand di Casa di Spada. Cosa offrite questa sera ai partecipanti di Calici di Stelle? Beh, questa sera offriamo 4 tipologie di vini diversi.
Partiamo dal più secco con il nostro vino col fondo, che è il nostro vino della tradizione, originato con un metodo ancestrale, fermentazione in bottiglia. Quello che consideriamo il prosecco di origine, quello che ha dato la spinta e il via a tutte le altre tipologie di prosecco che abbiamo qui di fronte a noi. Abbiamo inoltre un prosecco extra dry, un prosecco millesimato dry e un prosecco rosé tagliato con un vitigno di Raboso del Piave. E come sta andando la serata? Bene? Meglio di quanto pensassi, a dire il vero, sì, infatti. Abbiamo avuto qualche assaggio, abbiamo avuto opportunità di vendere qualche bottiglia, quindi direi che sta andando meglio di quanto pensassi, a dire il vero. Abbiamo ritrovato adesso la nostra Michela Taffarel che sta bevendo e quindi noi non possiamo che chiederle cosa sta degustando. Beh, è difficile visto che mi dite sempre che io sono quella che beve, in effetti sto bevendo, giustamente. Allora io questa sera qui a Calici di Stelle rappresento l'azienda Bellenda, che è una delle mie aziende del cuore, anzi la mia azienda del cuore, e sto bevendo il loro metodo classico, il 6-1 metodo classico, un vino nuovo, una concezione differente del prosecco, perché visto col metodo classico è sempre stato un po' più difficile, però è una bella riuscita perché è un vino equilibrato, buonissimo da bere, molto piacevole soprattutto per l'estate. Tra l'altro ti abbiamo sentita parlare in inglese, quindi vuol dire che c'è anche qualche visitatore straniero, giusto? Ma sì, e guarda, non ce lo aspettavamo sinceramente, ma ho avuto la fortuna di ritrovare dei clienti che ho avuto l'altro giorno in degustazione, li avevo invitati a venire a questa serata e sono venuti, quindi sono molto contenta che ci abbiano seguiti. Sono olandesi e molto stupiti della bellezza del castello, della bellezza del parco, del fascino proprio dell'atmosfera affascinante di questo posto. Hanno chiesto informazioni sulla manifestazione, perché facciamo questa manifestazione. Noi sono rimasti molto, molto sorpresi e è una bella cosa avere anche gli stranieri che ci vengono a trovare, no? Beh, direi che è una grandissima soddisfazione per tutti. Come sta andando finora questa serata di Calici di Stelle? Bene, gente interessata, cerchiamo di promuovere i nostri vini al meglio. Cosa offrite questa sera? Noi abbiamo i 3 nostri cavalli di battaglia, che è il prosecco frizzante di OCG, il prosecco di OCG spumante brut ed extra dry. In più questa sera abbiamo qui la novità dell'azienda che abbiamo imbottigliato da 1 mese e mezzo, che è il Muscaris, un vitigno resistente. Siamo qui adesso nello stand dell'azienda agricola Alte Rive. Cosa offrite questa sera ai vostri visitatori, partecipanti? Noi abbiamo pensato così, vendo anche altri tipi di vino, però qui siamo nella zona di OCG, abbiamo pensato di portare i 2 prodotti di OCG, quindi uno spumante brut e uno spumante extra dry. E dopo, siccome si parlava di un 3 vini, abbiamo pensato di portare un vino tranquillo, fatto su base clera. No, però tranquillo, tanto così, perché sai tu, se uno qui dentro è stufo di bere bollicine, e ce ne sono, certo. Ce ne sono. Abbiamo un prosecco tranquillo, in pratica su base clera, che vedo che l'hanno anche bevuto in qualche maniera. Come mai avete deciso di partecipare a un evento come questo? Beh, vuoi essere sincero allora, no? Beh, io faccio poche cose così, però siccome lo facevano a casa della signora che conosco per altre cose, ho detto, beh, se non vado lì da signora sarebbe una villania quasi. E allora, cioè, non è che possiamo fare tutte le iniziative che ci sono in giro, però questa qua la faccio volentieri, ripeto, per la signora, perché questo posto io proprio in anni che sono venuto qua l'ho sempre apprezzato e trovo bellissimo, una perla assoluta. In una serata come questa non potevano mancare le stelle, in realtà non si vedono perché il cielo è un po' coperto, ma noi abbiamo raggiunto Silvano, presidente dell'Associazione Astrofili di Vittorio Veneto, che ha pensato ad una soluzione, giusto? La soluzione è quella delle stelle virtuali. In realtà il nostro planetario, che è qui alle nostre spalle, è uno strumento didattico straordinario. All'interno ci sono almeno 20-25 posti a sedere e noi possiamo fare delle simulazioni di qualsiasi tipo.
possiamo immaginare di essere al Polo Nord, possiamo vedere il sorgere e il tramontare degli astri, e in una serata come questa, in cui le nuvole non ci hanno permesso di vedere la stella dal vivo, l'unica soluzione è quella di delle stelle virtuali, purtroppo. E c'è qualche fenomeno particolare in questi giorni o prossimamente, cioè dovremo alzare gli occhi al cielo per vedere qualcosa di particolare? Devo dire che in questi anni la convinzione è che il cielo è sempre particolare, però calci di stelle, le lacrime di San Lorenzo, le notti del 10, 11, 12 agosto sono un appuntamento importante. In quel periodo il nostro pianeta Terra attraversa una nube di pulviscolo lasciata da una cometa, la cometa Swift-Tuttle, e questo pulviscolo incide violentemente con l'atmosfera terrestre, dando origine a queste scie luminose che sono chiamate stelle cadenti, ma che in realtà sono frammenti di meteoriti di pochi millimetri di diametro che non riescono a dissipare il grande calore che si sviluppa e quindi esplodono. Ok, molto bene, ricordiamo che tra l'altro il vostro osservatorio, giusto, è sempre aperto. La variabile meteo è sempre la più difficile da controllare, anzi direi impossibile, però ogni venerdì sera l'osservatorio è tendenzialmente aperto.